Ciao a tutti, ciao amici. Hi everyone. Salut à tous. Oh, bonsoir. Je ne parle français pas. Ah, ok ragazzi. Mi sto stupendo di me stesso perché sono riuscito a fare due dirette di seguito e ho anche caricato dei video nuovi, quindi sono in pratica spaventato da me stesso. Eh, Edoardo, ciao. Quasi non ci credo. Comunque, anche questa sera, come ogni sera, facciamo l'impasto, quello per i miei ospiti di domani dell'esperienza di Airbnb. Facciamo un riassunto veloce veloce per gli amici magari che ci ascoltano da altri paesi, non solo dall'Italia. Hi everyone. Tonight I'm gonna make a dough, a handmade dough for the Airbnb experience that's going to happen tomorrow. And so you're gonna make usual dough, ma in italiano sto giro proviamo a fare anche un impasto speciale, un impasto strano. E avete sentito della pizza di Cracco, la famosa pizza di Cracco, la margherita, eccetera, eccetera, croccante, morbida. Ho detto, perché non riusciamo a fare una cosa simile, però nel rispetto della tradizione, visto che tutti i napoletani si sono record Christian. Diciamo c'è stata una sorta di rivoluzione. Come si permette Cracco di fare la pizza? Allora, ecco qua. Facciamo una bella pizza, ma la facciamo col pan grattato. Ovviamente mescoliamo del pan grattato alla farina e vediamo che cosa esce fuori. È la prima volta che la faccio e quindi non ho proprio idea, però mi è venuto in mente, dico perché non utilizzare qualche cosa per rendere la pizza più croccante? Vediamo che succede. Ora, nel frattempo prepariamo l'impasto, quello che mi serve per domani, perché se no i miei poveri ospiti che fanno. E poi nel frattempo che aspettiamo i famosi 20 minuti, io impasto velocemente un impastino da 250 grammi. Okay, just a quick summary. I'm going to make another dough as well, just for one pizza bowl. Will be specially made for crunchy pizzas. I'm gonna use breadcrumbs just to add some crunchiness to pizza. Non abito in Italia, Edoardo, abito in Irlanda. Ok, allora ragazzi, come dico di solito, bando alle ciance. Allora, alzo un poco qui. Live. A volte ci sono anche io online. Sono quelli della super chat. Ciao, The White and the Dark. Ok, bellissima la mia scopa lì. È bella da vedere. Ok, eccomi qua. Allora ragazzi, aggiungiamo l'acqua. Sto per preparare un impasto con circa 945 grammi di farina. Un impasto da 23 ore. Idratazione solita del 67%. Allora, qui abbiamo la bilancia, temperatura dell'acqua, vediamo se va bene, 24, 25, perfetto, vedete, 25 gradi, ok. Quindi mettiamo questo qui, chi si muove, sto fermo, Peppe, vai, dimmi, spara. Allora, aggiungo quindi 633 grammi di acqua. No, troppa. Devi organizzarti per seguirmi. Vabbè, io nel frattempo metto gli ingredienti. Allora, ho messo troppa acqua, quindi guadagniamo un po' di tempo. Io devo andare un po' veloce perché la cucina serve anche alla mia famiglia che c'è la cena che incombe e verrò cacciato tra non tantissimo. Allora, anche perché sono quello dell'ultimo secondo che si ricorda della diretta, quanto tempo ci vuole? Un'ora. Il bagno alla creatura. Salutami la creatura. Ok. 633 abbiamo detto. Ok, perfetto. Siamo a 633 grammi. Poi aggiungiamo 13 grammi di olio. Ok. 6, 7. Chiaramente quando aggiungete l'olio
in realtà l'idratazione sale perché se l'acqua è tarata per il 67%, quando aggiungete l'acqua diventa più umido. Lo zucchero, in questo caso, come vi dicevo, il trucco è lo zucchero, il peso dello zucchero deve essere lo stesso dell'olio, quindi se mettete 13 grammi di olio dovrete mettere 13 grammi di zucchero, ok? Ogni bustina sono circa 6 grammi, quindi vado sul sicuro, ok? Ora, per quanto riguarda il lievito, come al solito uso il lievito che faccio io, quindi lievito madre, vedete com'è, non so se si riesce a vedere, troppa farina. Allora, ho fatto un impasto perché non è venuto morbido, forse uso troppa farina per quanto lievito ho usato, e non so, tu segui la mia ricetta. Allora ragazzi, devo mettere 56 grammi di lievito madre, prendo un cucchiaino, un po', grammi, più o meno un cucchiaio. Voi non sapete che cosa mi è successo questa settimana. Vi ricordate il famoso faretto del quale andavo fierissimo settimana scorsa? Ragazzi, come si vede col faretto? La luce si vede bene, eh? Vedete, un'altra cosa. Sì, è vero, è verissimo. L'ho perso. Ok, adesso sto usando una volgarissima lampadina. Allora, comincio a mescolare e vi racconto che cosa è successo, dai. In pratica questa settimana sono stato in Olanda per una conferenza e quindi avevo deciso di fare un po' di riprese durante la conferenza, ma anche in giro. Sono stato ad Utrecht e quindi ho portato tutta l'attrezzatura solita. Ciao Peppe e Roxy. E alla fine ho portato anche la luce, ho detto beh, magari sono in posto buio, così posso riprendere bene, quindi felice. Non l'ho usata alla fine. In pratica sto faro è stato consegnato all'interno di una valigetta comodissima, morbida, e il giorno della partenza mi sono accorto che mancavano pochissimi minuti alla chiusura del gate e l'aeroporto di Amsterdam enorme, non c'ero mai stato, come la pizza di Cracco. Non ero mai stato all'aeroporto di Amsterdam, ignoravo la dimensione biblica di quell'aeroporto e quindi ho fatto i fatti miei, ho mangiato caffè. Poi quando mi sono reso conto che mancava un quarto d'ora ho detto ma forse è il caso che mi avvii. Ho cominciato lentamente e ho visto che il gate non si avvicinava e sempre più veloce, quasi fino a correre. Corro, riesco ad arrivare un minuto prima che chiude il gate. Faccio i miei controlli di corsa, salgo sull'aereo, uno degli ultimi, e la hostess mi fa ah, è lo zaino aperto. Oh, grazie. Mi giro e nello zaino non c'era più la borsetta con la luce. Una tristezza immane, costa 16 euro. Una tristezza infinita perché quella luce mi era arrivata da poco più di una settimana, il tempo di farci un video e una diretta, e l'ho persa a qualche parte nell'aeroporto, correndo, zaino aperto. Fine di una storia tristissima, lacrime e musica triste. No, attenzione, no, scherziamo, no, sto facendo il mio impasto normale, vedete, no, aspettate, nessun impasto di cracco, non bestemmiamo, ecco qua così potete vedere bene, non è l'impasto di cracco. Dopo farò un impasto per fare una pizza apparentemente croccante ma morbida, perché lui ha utilizzato farine integrali, ha utilizzato poi dei semi e altre robe. Insomma, ho fatto una rivisitazione, ma la rivisitazione la faccio pure io, però la faccio utilizzando del pangrattato. Vediamo che succede. Ora, questo è un impasto normalissimo, poi dopo, quando aspettiamo che l'impasto riposi, ne faccio velocemente uno piccolo con il pangrattato, già tutto pronto. Vediamo insieme come farlo.
C'è qualcuno che urla, la figlia. Ok, allora ragazzi, pesiamo la farina. Abbiamo bisogno di 945 grammi di farina. Allora, andiamo a mettere circa 600 grammi di farina strong, quindi la solita farina da 12 grammi di proteine, più o meno. Ok, e poi dopo aggiungiamo quella non strong alla margherita. Ok, no ragazzi, io non conosco l'impasto di Cracco come è fatto, però voglio dire, se fa lui la rivisitazione la faccio pure io, non che io sia Cracco, però a dire la verità ragazzi, io non è che sia così polemico nei suoi confronti, nel senso che tutti dicono ma quella non è pizza, non è pizza. Allora, prima di tutto, per poter giudicare una pizza o comunque un piatto, secondo me va sempre assaggiato, no? Non va giudicato soltanto perché non assomiglia a quello che è il concetto di pizza, anche perché la pizza, definizione di pizza è disco di pasta farcito con qualcosa a caso. Allora, aspettate che devo arrivare a 945 grammi. Momento topico, 945. Allora, ci siamo, 945. Vabbè, 3 grammi in più, non succederà nulla. Ok, prendo il mio cucchiaione. Vi dicevo, e dicono pure la margherita. Margherita è una pizza con pomodoro, mozzarella e basilico. Ora, il fatto che lui abbia fatto un impasto diverso, eccetera, eccetera, è perché secondo me non ha il forno, non ha il forno a legna, ovviamente, perché il suo ristorante nasce con un altro intento, non è una pizzeria. E quindi fa una pizza normalissima al forno elettrico, ma aspettate che sta storto, ecco qua. Ma secondo me quello che lui fa è ispirarsi alla pizza pugliese, alla focaccia pugliese, perché assomiglia tantissimo, perché è alta, è croccante fuori, morbida dentro, e anche il modo in cui ha messo gli ingredienti sopra mi ricorda tantissimo le focacce pugliesi. Allora, questa chilata che sto facendo adesso, no, la preparerò domani nel forno elettrico, perché la utilizzerò durante il mio corso di pizza con i miei ospiti, quindi dovranno imparare a cuocere la pizza nel forno elettrico di casa, e poi magari un party di pizze le mangerò in serata con la mia famiglia, e cotte magari nel rock box, e nel rock box proverò a cucinare anche quella che faremo dopo con il pan grattato che faremo al momento, perché il pane tostato, che qua non buttiamo niente, quando il pane avanza lo tostiamo e poi lo facciamo diventare pan grattato. Allora ragazzi, giusto brevemente cosa ho fatto: ho pesato la farina e ho aggiunto un paio di cucchiaiate all'acqua, in modo tale da far sì che non si formino dei grumi di farina. E facciamo pure un piccolo riassunto in inglese. So guys, I just measured roughly 1 kilo flour. It's 945 grams. Added to 133 grams of water. I mixed some strong flour with very strong flour, the Canadian one. And now I'm starting mixing everything together. I measured 56 grams of sourdough. I prefer using that. 13 grams of sugar, 13 grams of oil. And let's start. Ok, adesso mescoliamo. Vedete come sta diventando? Vedete l'acqua? Ok. Io non so cosa ne pensiate voi di Cracco, però io credo che la diversità possa essere un valore, cioè
una rivisitazione di un classico, che lui non è che dice che è pizza margherita, napoletana. No, allora, no, rispondo alla domanda di The White and the Dark. No, credo di fare 50-50-50. Faccio 50 grammi di strong, 50 grammi super strong e 50 grammi di pangrattato, perché non sapendo come viene preferisco diciamo farne soltanto un terzo, anche perché immagino che una volta cotto il pangrattato non abbia più il glutine come una farina invece non cotta, e quindi ho bisogno di attaccare le cose insieme, quindi non credo che venga benissimo, a meno che non diventi di nuovo farina, non lo so, devo sperimentare. Gliela chiameresti in faccia. Guarda, io ripeto, non sono così negativo, perché io ho ricevuto commenti del genere, con le dovute ovviamente differenze, per l'amor di Dio, però per la pizza dolce, per la pizza dessert, persone che hanno commentato, criticato, dicendo ma questa non è pizza napoletana, non è pizza Channons, non è pizza napoletana, non è pizza, non la puoi chiamare pizza perché la pizza non è dolce, eccetera eccetera. A parte che secondo me non è vero, perché la pizza è appunto un disco di pasta che tu puoi condire come vuoi, quindi non vedo perché accanirsi su cracco. Costa 16 euro e vabbè, ma te la stai pure mangiando in galleria a Milano, dove un caffè costa 5 euro, 6 euro, credo che sia normale, ovviamente non è per tutti. E quella che mangi non è sicuramente una pizza napoletana. Criticare per uno chef stellato, ognuno fa quello. Ma infatti, cioè, voglio dire, siamo tutti chef stellati, siamo diventati. Infatti, onestamente, mi piacerebbe provarla. Se un giorno dovessi tornare a Milano, in visita a Milano, penso che ci andrei per provarla, perché voglio dire, allora, dalle immagini, senza confrontarla con una pizza napoletana, è sicuramente una pizza che esteticamente non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire perché è una pizza poco equilibrata dal punto di vista estetico. È una pizza un po' strana con quel pomodoro messo così e con quell'effetto di mozzarella di bufala. Non lo so, non mi fa impazzire esteticamente. Però la riconosco e dico che comunque è una pizza tipo focaccia pugliese. Cioè, al 100% si è ispirato a quella pizza lì. Però la vorrei provare, perché tutto sta nel provare, perché il cibo non si può giudicare se non si prova. È come quando eravamo piccoli e ci dicevano mangia questo, no, non mi piace, non mi piace, e ma non l'hai mai provato, come fai a dire che non ti piace? E non mi piace. È la stessa cosa, insomma. È una focaccia, benissimo, è una focaccia. Allora ragazzi, stiamo aggiungendo altra farina per far sì che l'impasto diventi cremoso. Ricordate, deve essere pastellato, ma è ancora troppo liquido, quindi aggiungo ancora un altro po' di farina. In generale ne va aggiunta metà di quella che pesate, ok? Ok, un piccolissimo breve riassunto per chi parla in inglese. So guys, I started adding a couple of spoons of flour just to make sure to get rid of the flour stones. So I kept going by mixing, and then I added more spoons of flour, and that's it. So now I'm making sure pizza is more creamy, and this is very important just to start making the gluten. Sto spiegando che questa fase è importantissima perché è quella in cui si forma il glutine. Che mi dicevate qui? Non so se conosci la pizza al contrario. Come no? Non l'ho mai provata, mannaggia, però la vorrei provare, di Rosanna Marziale. Vedi, anche quella per esempio è una reinvenzione della pizza. Lei è grandissima, cioè ha fatto una cosa. Io immagino che sia pesante, perché comunque è parecchia mozzarella di bufala, però è una roba che non è che te ne mangi tre o ne mangi una al giorno, te ne mangi una ogni tanto, magari te la dividi con qualcuno ed è una botta di vita. Si possono essere varianti di fantasia della pizza, ovviamente. Ok, vediamo un po'. Ok, è cremosa al punto giusto. Adesso ricordatevi che bisogna mescolare con forza. Ok. Now we have to mix energically. A un certo punto vedrete le bolle che saliranno su. Ok?
ed è il famoso buon segno, perché stiamo aggiungendo ossigeno, ok? E ragazzi, e fate il video, e vi ho invitato a fare partecipare al pizza, diciamo, al pizza challenge, quindi provate anche voi a stenderlo utilizzando la ciotola, e chi ovviamente impiega meno tempo vince. Poi se vi trovate a passare dalle parti di Dublino sarete miei ospiti, ovviamente gratuitamente, al Pizza Experience che tengo nei weekend. Ciao Giuseppina. Ok, vediamo un po'. Ok, ecco qui, vedete, non so se vedete qualche bollicina. Oh, ho fatto un guaio, è caduto un po' di impasto nella farina. Secondo te, quando nel forno Ferrari si spegne la luce, quindi fa una raggiungere temperatura che abbiamo messo, comincia a spegnere? Eh sì, questo vale per tutti i forni. Infatti, il trucco, ti preoccupare Giuseppina, ho pesato quasi un chilo di farina e solida idratazione 67%. E in più farò un impasto speciale con il pangrattato per provare un impasto nuovo. Dicevi il Ferrari. Allora, il Ferrari è lo stesso concetto alla base del forno di casa. Cioè, se fai spegnere la lucina, significa che la temperatura viene raggiunta e quindi ovviamente la resistenza si spegne, e si riaccenderà quando la temperatura scenderà al di sotto della temperatura massima. E il trucco ovviamente è starare come si chiama? Il coso della temperatura, per far sì che non si spenga mai. E questo è proprio il modding, cioè la modifica più semplice che si possa fare a un Ferrari. Il termostato, grazie. Quindi quando modificate il termostato in questo modo, proprio è la prima modifica, proprio l'ABC, per non farlo mai spegnere. Ok? Ok. Ok, allora nel frattempo peso il sale. Non ho mai incontrato i video il pizzaiolo vive a Los Angeles, un inglese fortemente barese, in gambe fa morire il suo inglese. Allora, pure il mio, non è che sia sto granché. Pure col mio ridono a crepapelle, insomma, mi prendono in giro che assomiglia all'inglese di Gino da Campo, non so se lo conoscete. 32 grammi di sale. Gino da Campo è quel famoso chef italiano, eh, conosciuto in Inghilterra, che fa quelle trasmissioni al mattino, tipo Uno Mattina, e fa morire dalle risate. È quello lì che in un video faceva provare la pizza. Faceva provare la pizza, non la pizza, faceva provare la pasta alla carbonara. No, era quattro formaggi ai presentatori inglesi. E la presentatrice dice, però assomiglia alla carbonara all'inglese, British carbonara. Lui si ferma, guarda, fa, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta. E hanno cominciato a ridere fino a strozzarsi. Ma ne fa tantissime, questo qua è simpaticissimo. Adesso sta aprendo ristoranti ovunque in Inghilterra. Personaggio mitico. Infatti lo prendono in giro sempre perché quando pronuncia, che ne so, carta, comunque, diciamo, anziché dire shit, dice shit, che ovviamente significa tutt'altro. E quindi, ok, allora ragazzi, ho aggiunto il sale, che come sapete ormai serve a fare da collante. Allora, perfetto, sono notato che la temperatura a 3, la luce non si spegne mai, cioè non riesce mai a raggiungere i 400 gradi massimi. Poco ci credo, quindi pensate di metterla. Bisogna stalarla. E adesso non so che modello di Ferrari tu abbia, però dovresti togliere il tappetto alla resistenza. Ok, lo togli e con il cacciavite dovresti, adesso non ricordo più perché l'ho fatto tanti anni fa, dovresti girarlo in modo tale da stararlo. Facendo in questo modo non si spegne mai la resistenza. Ho impassato farina 000, wow.
Allora, ok, bolle su bolle. Adesso aggiungiamo altra farina. Ecco qui. Adesso vi ricordate, non bisogna più aggiungere farina e continuare a girare come dei pazzi, ma bisogna cominciare a creare la forma. Allora, vediamo un po' se riesco a mettere un panno qua sotto per alzare e farvi vedere. Ok. Passato anche una lista di proteine. Ok. Quindi aggiungiamo ancora farina, tutto torno e con la mano giriamo intorno alla ciotola per far sì che la farina cominci ad essere assorbita scendendo giù, ok? Quindi facciamo così, così, e ricordate che non dovete mai sporcarvi il palmo. Io me lo sono un po' sporcato. Eh sì, sono gli unici che ti possono aiutare, Peppe. Ristoratori che hanno già esperienza con farine. Ok, ancora così, ecco qua, faccio così, sempre torno il bordo della ciotola, ok? In questo modo l'impasto comincia ad avere la sua forma da pallone. Ancora. Ok. Prossima volta devo mettere in sottofondo la musica, quella dei miei video, il loop. Allora, giriamo ancora. Ok, si sta assorbendo, non so se riuscite a notare. Ecco qua. Mitico cracco. Oh, però è riuscito a farsi pubblicità in un attimo, eh. Se ci pensate, con questa storia della pizza, è riuscito in pratica ad ottenere un sacco di pubblicità gratuita, perché adesso tutti ne parlano sui social. Ho da farti poi domanda sulla pasta madre, che stai facendo? Sei su Instagram? Sì, sono su Instagram. Giuseppina, mi trovi come Gigio Pizza. Ma infatti, ragazzi, allora facciamo un po' un piccolo recap social. Allora, prima di tutto, vabbè, voi avete sicuramente attivato le notifiche qui su YouTube. Se non l'avete fatto, fatelo subito, così saprete quando sono live o i miei nuovi video sono online. Ovviamente un bel like che non guasta. Commenti, vabbè, li state già commentando, però per chi ci guarderà dopo, commentate successivamente. E per quanto riguarda Instagram mi trovate come Gigio Pizza, tutto attaccato su Instagram, e su Facebook sono Impasto in Fuga. Mischiando le farine, speriamo bene, ma sì, secondo me prima o poi trovi il tuo equilibrio. Allora guardate, semplicemente aggiungendola sopra e facendo sto giochetto qua, abbiamo un impasto che si è già, diciamo, già preso la sua forma. Ok, adesso ne aggiungiamo altro da qui, ho girato tutto sopra. Io direi prendo ciò che rimane e la metto quasi tutta, ok? Ne lascio un poco per dopo. Ok. Adesso sì. La mano di San Gennaro. San Gennaro lo fa il miracolo, boh. Ok. Non so se notate. Mi spieghi se poi la differenza tra un appretto lungo ed uno corto? Ma guardate, io per esempio con
Con questo tipo di pizza alla fine non ho trovato tantissima differenza, o meglio, quando fate un appretto corto, quindi significa che quando in pratica lasciate la pizza lievitare, non la dividete in palline subito, quindi quando fate un appretto corto è quando praticamente le palline le fate quasi subito, ok? Allora, in quel caso lì, quando fate le palline, magari lievitano per 12-16 ore, non lo so, ovviamente sono delle palline più deboli, perché avete fatto le pieghe, le avete fatte tante ore prima, ok? E quindi sono delle palline che si presentano sicuramente più deboli e si presentano magari più piatte, ok? Mentre invece se fate un appretto più lungo e quindi le palline le fate, che ne so, 6 ore prima, la pizza sarà più elastica. Quindi dipende dal tipo di, secondo me, dal tipo di elasticità che volete dare all'impasto e dal tipo di consistenza. Ad esempio, se avete una pizza molto idratata ed è una pizza tipo al piatto, questa napoletana, sicuramente se fate un appretto breve ed è una pizza magari al 70% all'80%, io direi che si spacca subito. Quindi lì conviene in realtà fare le palline 6 ore prima, 8 ore prima, in modo tale da dare più forza all'impasto. Però quando sono stato, come vi dicevo, che sono stato ad Utrecht, infatti trovate anche una foto di una pizza che ho mangiato ad Utrecht, buonissima, di una pizzeria che si chiama Opanozzo, di un ragazzo di Caserta molto molto bravo, ha due pizzerie lì ad Utrecht. Lui lavora con impasto all'80% e lui però con quell'impasto lavora essenzialmente in frigo, quindi lui staglia secondo me quasi subito, però poi lascia maturare le pizze in frigo e le tira fuori dal frigo 3 ore, massimo 3 ore prima, perché è così idratata che ovviamente non riuscirebbe, non regge la farcitura, non regge niente. Quindi conviene sempre stare a guardare, per esempio una pizza che ha un'idratazione del 60%, tranquillamente puoi avere un appretto corto. Bene, questa è la mia opinione basata sulla mia esperienza, quindi ovviamente quello che dico non è che è legge, quindi vedi tu come preferisci. Secondo me devi trovare un equilibrio giusto che funzioni e poi continui sempre in quel modo lì. Qualcuno ha fatto domande nel frattempo che facevo sto pippone. Ok, Gigio, se volessi usare il video di birra, quale quantità dovrei usare? Stanotte ho incontrato un vicinato impastatrice e forgiere una mano affascinata. Ok, allora riguardo il lievito di birra, per esempio io ho usato adesso 56 grammi di lievito madre, perché il lievito madre in pratica lo dovete pesare, diciamo, vale 100 volte il lievito di birra. Quindi nel caso del lievito di birra avreste dovuto usare 0 grammi, 56, quindi poco più di mezzo grammo di lievito fresco. Avendo uno degli ultimi modelli bimbi, secondo te è valido per impastare 2 programmi? Ma sì, ragazzi, alla fine io credo che le impastatrici, quelle non professionali, siano tutte uguali come tipologia di impasto, perché non è certamente l'impastatrice che fa la pizza. Voi dovete sempre chiudere l'impasto a mano, perché se no altrimenti come fate ad aggiungere poi l'ossigeno? Allora, vi ricordate qua come funziona? Aspettate, mettiamo anche un po' di farina qua. Vi dicevo, il bimbi è valido come può essere valido no, forse mi devo mettere più lontano, esatto. È valido come può essere valido un Kenwood, ovviamente per grandi quantità non credo che funzioni bene, cioè se già dovete impastare 2 kg di farina e 1,2 kg, 1,3 kg di acqua, credo che il bimbi non ce la faccia, perché la dimensione della planetaria credo non sia sufficiente, ecco. La differenza la vedete se comprate un'impastatrice vera, una di quelle professionali, e lì ovviamente potete impastare 10, 15 kg, 20 kg, dipende dal budget che avete e da quella che comprate. Però per fare 4 pizze, 8 pizze in famiglia, sinceramente
non vale la pena, costano troppo. Ok, allora ricordate il trucco che vi dicevo, che dovete premere su per creare dei buchetti da andare poi a coprire. In questo modo aggiungete ossigeno all'impasto. L'ossigeno è fondamentale per il lievito e tutto il resto, per cui stiamo dando del cibo al nostro lievito che mangerà gli zuccheri e la farina, le proteine, e la farà crescere emettendo del gas. Quindi vi lascio immaginare che cosa fa il lievito quando mangia. Questo è il motivo per cui l'impasto cresce, insomma, un po' problemi di pancia. Starei a vedere, difficile capire dal video. Allora guarda, mi metto più lontano. Allora guarda, io ho tolto dal contenitore, fammi togliere pure questo che non mi serve più, ho tolto dalla ciotola, ok? Adesso vedi che è ancora molliccio, non è ben strutturato, vedi? Allora a sto punto qua io incomincio a pigiare per fare dei buchetti, ok? E poi questo è il metodo che mi ha insegnato mia figlia di 6 anni, fare un salsiccione, ok? Poi chiuderlo, così facciamo assorbire tutta la farina che è rimasta, ok? Ancora salsiccione e chiudiamo, ok? Sono arrivato solo ora. Buonasera. Dose farina e acqua. A sto giro ho fatto 945 grammi di farina, di cui 300 Manitoba, il resto normale strong, 12 grammi di proteine, 633 grammi di acqua, sto leggendo perché sennò non lo ricorderei, 56 grammi di lievito madre, non di birra, altrimenti sarebbe 0,56 grammi, 13 grammi di olio, 13 grammi di zucchero e 32 grammi di sale. Ok. Impasto da 23 ore di lievitazione. In cucina ho 23 gradi. Ok, facciamo una cosa, cerchiamo di mettere questo più a terra, così è più facile vedere, no? Ok, l'importante è essere veloci, perché se lo lavorate per tanto tempo con tutte le mani lo riscaldate. Allora vedete, adesso misuro qua 22 gradi, impasto 24, non si vede più, 23 e 9, quindi devo fare attenzione, devo raffreddarlo un po', ok, ma non tanto, anche perché voglio dire, fino a quando ci manteniamo sui 25 gradi andiamo benissimo, perché quella è la temperatura proprio perfetta, ok? Allora andiamo qua, sembra un DJ alla console. In effetti, lievito madre. Il mio lievito madre con semola rimacinata, il tuo notato a volte scuro. Sì, grande Permacchier, il mio mito, grande Permacchier. Come vorrei fare una pizza insieme a te? Tu mi suoni il mandoloncello e io ti faccio una pizza. Sapete, Permacchier, questo amico che appena commentato, è un macchiettista, è un'arte antica di Napoli e canta le macchiette. Credo che sia, non perché lo conosca, ma credo che sia uno dei più grandi artisti a Napoli, è bravissimo ed è un amante delle pizze. Vi consiglio di seguirlo sul suo Facebook, è bravissimo, fa delle canzoni incredibili, è un artista di strada, quindi se vi trovate a Napoli lo potrete incontrare, ci sono dei posti in centro dove lui sta sempre, credo dalle parti di Piazza del Gesù, anche Piazza del Plebiscito. Allora ragazzi, adesso dobbiamo chiudere l'impasto per farlo riposare la prima volta, quindi vi ricordate, come vi dicevo,
dovete far finta che questo sia uno gnoccone, quindi con le dita spingete e fate salire su l'impasto, vedete? Credo si veda un pochino, e poi fate così. Ok, vedete che già facendo in questo modo vi evitate tutto lo sbattimento di fare le pieghe. No, perché è troppo buono, sei troppo bravo. Sì, bello, piscio. Allora, vedete, in questo modo evitiamo di fare 1000 pieghe, di stare lì a l'impasto non è venuto bene, è troppo rugoso. Facendo in questo modo, sto trucco, riusciamo a renderlo decente già dalla prima dopo il primo impasto, vedete? Allora, è ancora buccia d'arancia, ma è sicuramente decente per essere il primo giro. Allora, noi che facciamo? Lo posiamo qua, come vi dicevo, prendiamo lo straccio bagnato, ok? Lo copriamo e lo facciamo riposare. Ora ragazzi, come vi dicevo, allora prima di tutto mettiamo il timer, 20 minuti, ok? Ma sto giro facciamo qualcosa di diverso, come dicevo prima, ok? Allora mi pulisco le mani. Allora, qui vediamo con farina tipo 1, non quella con la crusca aggiunta della pezzotta, e vediamo che pizza viene. Per rispondere a chi mi chiedeva del lievito madre, che a volte è scuro, è perché a volte utilizzo la farina integrale, e quindi per questo motivo, aspettate che non mi vedete in tutta la mia bellezza, in pratica la farina integrale dà quell'aspetto più scuro e soprattutto aggiunge la crusca. Allora, vediamo, adesso comincio a pesare un po' di pane, vedete? Questo è pane vecchio che ho precedentemente tostato. Mettiamo un po' più di questo. Integrale, ma non era un granché. Ma guarda, invece dà un certo sapore rustico, non mi dispiace. Il mio è fondamentalmente fatto con farina integrale, che poi vado ad integrare di volta in volta con 50 grammi, che vado a integrare di volta in volta con della farina forte. Ok, mettiamo questo qua. Allora, ragazzi, tappatevi le orecchie perché adesso tritiamo, Sperimentate una farina magica, sapore buonissimo, integrale, ottimo profumo, bruschetta. Allora, alla faccia di Cracco. Ok, non la facciamo diventare tipo farina, ma la lasciamo un pochino con qualche pezzettino, perché deve essere croccante, abbiamo detto, ok? Allora, questo lo togliamo, andiamo a prendere. Allora, dicevamo, facciamo 50 grammi di pangrattato fresco, ok? 50 grammi di Manitoba e 50 grammi di farina
normale, ok? E vediamo che cosa viene fuori. 150 e 50. Ok, mescoliamo insieme. Allora, già il colore della farina adesso è diverso, è più scuro e sotto le dita sento il pangrattato. Boh, chissà come viene, magari viene un'immonda schifezza. Ok, mettiamo questo qua, prendiamo la ciotola che abbiamo usato prima e pesiamo l'acqua. In questo caso facciamo un 65 di idratazione, quindi 97 grammi di acqua, anche se temo che il pane assorba un po'. 97, 93, no, troppa. Ok, yeah. 95, 97. Ok, perfetto. Allora ragazzi, andiamo ad aggiungere anche l'olio e ne aggiungiamo 2 grammi. 3 grammi, vabbè. E aggiungiamo lo zucchero, stessa storia. Ma io l'integrale l'ho sperimentato, soltanto che l'integrale che trovo qua c'ha i pezzi di crusca dentro, per cui non lega bene e quindi la pizza si spacca. Questo infatti è un po' un problema. Vabbè, comunque. Allora, sì, vabbè, mi sono ispirato a questa di Cracco che dicevano che è croccante fuori e morbida dentro. Allora, vediamo di farla. La faccio, provo a cuocerla come cuocerei una pizza normale, anche perché se la faccio tipo nel rock box, solo così posso cuocerla. Fermo restando che il buon Cracco la cuoce nel forno elettrico al 100%, per cui che stiamo dicendo. Allora, aggiungiamo un paio di cucchiai e mezzo di farina. Allora vediamo se ok, e mettiamo qualcosa qua sotto per farvi vedere. Al solito che mescoliamo, è strano sotto le dita, mescoliamo in modo tale da far assorbire la farina inizialmente, vedete? Un po' pochina l'acqua, per cui è difficile per voi vedere. Comunque ci siamo. Adesso andiamo ad aggiungere qualche cucchiaio di farina. Ok, ho aggiunto quasi la metà, infatti assorbe ragazzi, assorbe, porca miseria se assorbe. Secondo me viene una schifezza. Vediamo un po'. Vedete, non è liquida. E vabbè. Quanto sale dobbiamo mettere? Dobbiamo metterne, tra altre cose, avete notato un problema fondamentale? Non mi sono scordato di mettere il lievito. La facciamo crescere proprio alla grande. Ok, allora lievito 7 grammi, e un po'. A posto. E infatti il lievito, siete attenti, bravi. Ok, fortunatamente il mio lievito madre è abbastanza liquido, per cui non è un problema, si mescola bene. Va, aggiungiamo proprio giusto un poco d'acqua, ma non è, questo è da farmi sputare in un occhio, dai pizzaioli, che l'acqua non la devi aggiungere dopo. Però siamo ancora
in una fase iniziale, per cui se ne aggiungiamo un altro po' non succede niente. Oh, tanto è un esperimento, vediamo come viene. Ok. Ok, ora andiamo ad aggiungere il sale. Ben 5 grammi. Ok. Siate speranzosi. 5 grammi. 5 grammi. A posto. Mescoliamo tutto. Qualcuno è riuscito a capire come ci sogno fare. Vabbè. Qualcuno è riuscito a capire come fare l'impasto, come fare i video multipli su YouTube. Esiste davvero un modo? Perché qualcuno me lo suggeriva la settimana scorsa, che sarebbe interessante collegarci ognuno in diretta con una webcam o con il cellulare e fare insieme l'impasto, quindi fare una specie di video lezione collettiva. Sarebbe interessante. Allora, mancano 10 minuti per il reimpasto dell'impasto vero. Ok, ma vediamo come viene sta schifezza. Io ce la metto tutto, ragazzi. Quando impasti l'acqua tiene 26 gradi, però la farina di solito è un grado in meno della temperatura ambiente, quindi la temperatura l'impasto. Però considera che ci sono sempre le tue mani, Tu quando tocchi l'impasto comunque trasmetti la tua temperatura all'impasto, e più ci lavori e più ovviamente aumenta la temperatura. Questo va sempre considerato, no? Ok, vediamo un po'. Allora, se tengo la temperatura acqua più alta da ottenere l'impasto a 26 gradi faccio bene. Ma considera sempre la tua temperatura corporea. Ma tanto, guarda, 26 è la temperatura perfetta. Però in realtà tu puoi impastare in un range tra 24 e 26 gradi. Di più ovviamente incominciano i problemi perché acceleri i processi chimici. Però se stai tra i 24 e i 26, vedi, non succede niente. Dai, non facciamo i precisini. Io porto l'acqua a 20, perché Peppe invece che ci segue dal Sud America ha il problema opposto, fa troppo caldo e quindi deve lavorare con acqua più fredda per arrivare poi a 26 gradi, ovviamente, poverino. Ok, allora, come consistenza è stranissima impasto, perché ovviamente il pane assorbe in maniera diversa, vedete, non è super, però proviamo. Tanto faccio solo un impasto, così se non dovesse venire buono. Mo' che facciamo con questo? Si fa una margherita oppure una focaccia? Invece sono curioso dalla pizza cotta col ghiaccio. La foto certo, domani la faccio. Domani pubblico la foto su Instagram e su Facebook, ovviamente. Non credo di riuscire a fare una diretta perché ci sarà il delirio qua dopo che andranno via gli ospiti. Ci sarà davvero un delirio. Con la pasta avanzata posso farci una pagnotta, cavoli. Io faccio normalmente dei salti in bocca o dei panozzi, non so come preferite chiamarli. Faccio in pratica prendo un impasto, prendo un panetto, lo divido in due
e faccio delle lingue e poi le cuocio. Ovviamente il forno non deve stare forte, altrimenti si brucia, quindi dovete metterlo proprio basso basso basso. Allora, al tatto è duro, è elastico perché ho messo quella forte, cioè la fortissima, però mi sembra che abbia assorbito acqua, tanta acqua, e ne ho messa di più, Sì, secondo me fai bene. Poi se ti procuri un termometro tipo questo, fai ancora meglio, perché la pistola misura la temperatura esterna, mentre invece tu devi misurare la temperatura interna, anche perché quando misuri l'acqua in questo modo, l'acqua riflette il laser, non riesce ad arrivare dentro e quindi non è perfetta come misurazione. Bisogna considerarlo sempre. Cioè, se vuoi andare proprio di precisione, visto che vuoi 26 gradi, secondo me avresti bisogno di un termometro di questi laser. Allora, l'impasto al tatto mi sembra l'impasto fatto con la farina integrale, proprio la stessa sensazione, perché in effetti di farina farina che lega ce n'è di meno. Stranissimo. Ok, ma noi non ci lasciamo spaventare da questo. Ok. È duro, è duro. A proposito di panozzi con frebbero in pizzeria, certo, Certo, a un certo punto esplodono. Ma serio, bisogna fare sempre attenzione quando si fanno i panuzzi, specie se li fate nel forno elettrico col metodo del grill. Non mettete i panuzzi sotto al grill, perché altrimenti vanno a toccare il grill e si bruciano, ma rischiate proprio l'incendio. Mettete sempre la grata a metà forno, metà. Ci mette un po' in più, ma alla fine non li bruciate, perché ovviamente un impasto senza nulla sopra tende a riscaldarsi di più al centro, dove è più sottile, e quindi si gonfia. Ma vedete com'è? È un po' porosino, ma vabbè, io me lo lascio riposare e vediamo, qualcosa succederà. Ok. Io però lo metterei sotto un altro straccetto più piccolo, tanto c'è qualcuno che ogni tanto ci viene a fare una visitina, mia figlia, che si vorrebbe far vedere, ma ha il divieto assoluto. Allora, ci sono sempre, sto bagnando uno straccio, ma lo sto lasciando più umido, che così faccio in modo tale da metterci un po' più d'acqua, insomma. Ok. La domanda me la sono persa. Allora, aspettate che mi asciugo. Ecco qua, questo lo prendiamo da qua. Asciugo le mani e provo a leggere. allora panozzi con frebbero, sì. Per me impasti con la semola li facevo quando trovavo la semola. Panuzzo salti in bocca, ma in realtà più salti in bocca che panuzzo. Che profumo, la pietra refrattaria a quanti gradi deve stare il metodo combo? Ma in realtà non è, non è importantissimo, non è di fondamentale importanza. Adesso mi siedo negli ultimi 2 minuti. Non è di fondamentale importanza la temperatura della pietra per il metodo combo, perché il metodo combo parte sulla padella, quindi è lì che voi cuocete sotto. Io la refrattaria nel forno la lascio soltanto per diminuire la distanza tra la pizza e il grill, perché la mia padella non arriva lì sotto, soprattutto su questo forno nuovo che ho qua, il forno irlandese. C'è un topo? Quindi non è importante, lo faccio soltanto per diminuire la distanza, per cui non ti preoccupare. Armoniche. Allora ragazzi,
Ah, boh, poi in effetti, sì, qualche canzone la trovate sul mio canale YouTube, però sono per lo più canzoni per bambini. Ne ho composta qualcuna per delle applicazioni, per dei giochi per bambini, e le trovate lì. E quelle che trovate lì su YouTube, vedete com'è morbido? Eh, le trovate anche in un robot del quale non ricordo il nome, che le hanno prese da YouTube e le hanno messe in questo robot che parla in italiano, non mi ricordo come si chiama, comunque è un robot cinese, però c'ha queste canzoni, c'ha delle favole e hanno messo queste canzoni qui. Sono vabbè, fondamentalmente chitarra e tastiera, però suonando orecchio, insomma non ho difficoltà a suonare altri strumenti tranne le percussioni. Diciamo non riesco a suonare le batterie, non ci riesco. Un impasto ma come riesco a fare ottime pizze. Una cosa che non mi è chiara, tira di sciogliere il lievito in acqua nella farina, qual è la differenza? Allora, il robocino, magari. Ma in realtà scioglierlo nell'acqua aiuta ad amalgamarlo. E qui mi viene da citare il buon Ruffi, che bisogna amalgamare. E in questo modo è più semplice da sciogliere. Se tu invece lo metti nella farina, si scioglie lo stesso, però magari ci sono delle aree dove non è arrivato il lievito e delle aree invece dove magari ce n'è di più. Allora, guardate che già è bellissimo sto impasto, eh. Non vorrei dire, ma è già bello morbidoso. Vedete com'è? Si vede bene? È liscio liscio. C'è niente da fare. Il trucco dello straccio umido è grandioso. Ok, ci faccio qualche altra piega, giusto per essere sicuro. Il metodo dello gnocco, ricordate? Premete qui, vedete in mezzo, e poi sempre con i pollici fate scendere giù e tirate l'impasto da sotto, come quando fate gli gnocchi, ok? Solo che per fare così ho strappato un po'. Vabbè. Ok. Ma non ce ne frega perché noi adesso lo lasciamo riposare un altro poco sotto lo straccio umido. Ok, si è preso qualche briciolina dell'altro impasto. Ok, ci siamo. Prendiamo e lo mettiamo qua sotto, ok? E lo lasciamo dormire a sto giro per 10 minuti, ok? Nel frattempo questo qua chissà come verrà, ma è duro, comunque è molto duro. Allora mi siedo un po', così mi rilasso e posso rispondere alle vostre domande. Avete domande? Così approfittiamo di questa pausa da impasto, perché se non avete domande io faccio il rinfresco del lievito, perché è importante rinfrescare. Rinfresco? Avete 3 secondi. 3, 2, 1, rinfreschiamo. Ah, eccolo qua. Gigi, ho capito che con 1 chilo di farina va mezzo chilo d'acqua per l'impasto. No, per macchie. No, per macchie. Posso stendere anche col metodo combo. Allora, il challenge è per il metodo del coso, dell'insalatiera. Quindi dovete fare il minor tempo possibile. Quindi quello è il challenge. Quindi dovete riuscire a stendere il minor tempo possibile. Vabbè, Giuseppe, guarda che con la pratica si diventa bravi. Allora, il metodo del pacchero. Il metodo del pacchero non fa test, che significa che sei già bravo. Devi stenderlo così e poi dopo lo metti sull'insalatiera. Madre, cosa che dici? Il birra fresco, quello secco. Ragazzi, dipende da quello che si trova. Io qua quello fresco, lievito fresco non lo trovo, per cui mi devo arrangiare con quello secco. Però quello secco
non me lo faccio piacere, perché quando è nuovo allora ne basta in effetti un terzo, un po' in più, non è precisissimo secondo me. Eppure là bisogna un pochettino lavorarci sopra per capire qual è il rapporto vero tra secco e lievito di birra, che poi dipende secondo me da lievito secco a lievito secco. E onestamente non è che posso mettermi a sperimentare. Magari c'è persone che vengono a mangiare, ma magari la pizza non è cresciuta oppure è cresciuto troppo. E che facciamo? La cipolla, giro la pizza quando la faccio non è cipolla, qualche consiglio però dei vari tipi. Un'acida, sempre. Allora, per quanto riguarda la cipolla dipende come ti piace la cipolla, perché tu la cipolla, quanto è importante chiudere i panetti? Allora rispondo prima alla questione della cipolla. È importante capire a te come piace, perché se ti piace cotta ma non troppo, allora la devi mettere sotto la mozzarella. Il calore la cuoce, forse ci vuole un pochino in più, però il latte della mozzarella la protegge, quindi la lascia bella morbida e però è cotta, ok? Oppure se invece ti piace proprio distruggerla, ti piace dare l'essenza della cipolla ma non averne tanta visibile, allora la devi mettere sopra, però lì rischi di bruciarla, insomma devi un po' bilanciare. Per quanto riguarda la cipolla in sé, ci sono dei metodi per abbassare l'acidità. Sul bicarbonato, di sicuro se la lasci in acqua per un po' di tempo diventa un attimo meno pesante. Poi dipende da cipolla a cipolla. Io preferisco le rosse, cipolle rosse, quelle di Tropea o comunque simili. Quelle bianche non riesco proprio a digerirle, non riesco proprio a sopportarle. Allora, leggiamo le altre domande. Di sicuro no, qui il lievito di birra non lo trovo soltanto nei supermercati polacchi, ma devo andare a cercarli lontano, quindi non mi conviene. Faccio il mio di lievito madre, bene così. Quanto è importante chiudere bene, è importantissimo chiudere bene i panetti, perché ovviamente quando li chiudi bene e fai le varie pieghe, tu ovviamente rendi i panetti più forti e più ossigeno metti e più fai lavorare il lievito. Però se non chiudi bene l'impasto si spatascia e non si stende bene e si strappa. Cipolla ho risposto, in assenza di lievito madre, ok, questo ho risposto, metodo pacchero, ragazzi sto scorrendo i commenti. Rispondo a Pier Macchie. No, Pier Macchie, se tu metti mezzo chilo di acqua su un chilo di farina stai facendo un'idratazione del 50%, cioè metti la metà della farina, la metti, cioè il 50% di farina si mette. No, aspettate, mi sto confondendo. Allora, su un chilo di farina mettete il 50% che è acqua, ok? E non va bene perché viene una pizza molto dura, specie per te che utilizzi il metodo combo. Per un chilo di farina devi mettere 670 grammi di acqua per fare un'idratazione del 67%, che è l'idratazione ottimale per non farla venire troppo bagnata, azzeccosa e per dare quell'idratazione tale da diciamo sfruttare le temperature non altissime del forno elettrico, ok? Sui cucchiaini di sale mi dicevi 4 cucchiaini di sale. 4 cucchiaini di sale sono la bellezza di 24 grammi. 24 grammi, no, dovrebbero esserne un poco di più, anche perché quando tu metti meno sale rispetto alla ricetta, che dovrebbe essere intorno a 36 grammi di sale, in pratica tu stai accelerando la lievitazione, perché il sale naturalmente blocca la lievitazione. Tu più sale metti e più lievita nel maggior tempo, cioè in un tempo maggiore. Ovviamente però più sale metti più la pizza fa schifo perché diventa immangiabile. Se ne metti di meno come fai tu, crescerà, diciamo, lieviterà in meno di 24 ore e quindi rischi, e se arrivi oltre le 24 ore con una farina non forte non riesci più a stenderla e si strappa. Metodo migliore, il metodo pacchero si buca perché secondo me la farina non è fortissima. Qual è il metodo migliore per chiudere i panetti? È
è lo stesso metodo che utilizziamo per fare diciamo l'impasto grande. Dovete quindi fare le pieghe, semplice. O chiubo una riella de una valle dello scartiello. Benissimo, grazie. Forse se le stendo troppo al centro, certo, non devi stenderle tantissimo al centro perché altrimenti tendono a bucarsi. Devi essere un po' equilibrato. Usa l'insalatiera per capire come equilibrare l'impasto. Capito? Per il sale è matematica, assolutamente sempre matematica, ragazzi, perché è chimica. E la femmina è una truttata, è una cavalleria. Ok, qua si stanno scatenando contest di proverbi napoletani. Ok, vediamo un po' che siamo qua. Siamo quasi a 10 minuti, quindi sicuramente stiamo a 20 per questo qua. Ma sono molto dubbioso. Allora, questo è l'impasto, quello lì. Ragazzi, lo vedo un po' molle e lo sento proprio poco gestibile. Vabbè, ma che ci importa? È duro, vediamo, è duro. Altro che 50%. No, si strappa. Ma noi non ci lasciamo. Gigio il mio, sempre acido. Il tuo lievito madre, va bene che sia acido. La forma matematica non sa quando devi riuscire a non fare di testa mia. Per me che devi andare, ci sono un paio di siti. Uno si chiama il Calcola Pizza e un altro si chiama Pizza Calc, molta fantasia. E lì metti quanti pianetti vuoi fare, la temperatura di casa tua, in quante ore la vuoi fare e loro ti dicono tutto. È facile, lo uso pure io perché non è che mi ricordo tutto a memoria. Riguardo il lievito madre, è giusto che sia un po' acido, deve inacidire perché altrimenti come fa a far lievitare? Non è un impasto, deve inacidire. Cioè se lo assaggi deve avere quel sapore là. Citofono, va benissimo, guarda, figurati. Portiere, l'hai detto? No, rispondo ai commenti decontestualizzati che arrivano. Ottima dritta, grazie, figurati. Per me chiedi pure tu una cosa a caso, che qua stanno uscendo fuori commenti a caso, tipo citofono. Una pizza decente, grazie, figurati. Ciao a te, buona serata. Ragazzi, impasto fa schifo, E vabbè, per me che? E mi sa che sì, hai proprio ragione. Uscito tra sia insigne. Magari. Ah, ok. Ok, il timer è andato. Questa è una bellezza. Contrariamente all'altro, vedete questa com'è bella? Allora, facciamo l'ultimo. Ricordate, premiamo qua e copriamo. Quando coprite, voi andate a intrappolare l'ossigeno nell'impasto. Ok? Questo è venuto proprio bello, Questo è proprio uno slime. Questo quasi quasi lo pubblico come video per i bambini che fanno lo slime. Quasi tutti i bambini. Qualcuno che protesta. Allora, Rai a Roma. Forza Napoli sempre, voglio a Roma. Non lo so. Ok, allora. È tirato abbastanza. Assolutamente, per me che? E dobbiamo cantare una bella serenata a qualche bella ragazza. Perché ci vuole, ci mettiamo là e poi ci facciamo una grande pizza. Come dicevo nell'altro video, ho scoperto sta pizzeria a Napoli pazzesca, da Porzio, via Cornelia De Gracchi a Soccavo. Mamma mia ragazzi, mamma mia che pizza, ma una roba pazzesca. 5 minuti. Ops.
grandissimo blooper. Ragazzi, un impasto pazzesco questo qua di Porzio, mamma mia. Morbido, ma una roba mai vista. E poi di ingredienti di grandissima qualità, tutta roba DOC, IGP, chi più ne ha più ne metta, ma buona, ma io le fritture pure, no, cioè non ho nulla con sto Porzio, nel senso che non mi paga per dire ste robe, ma cioè bisogna dire quando le cose sono buone, bisogna dirlo, straordinario, stratosferico. E poi morbida, ma sinceramente a un certo punto ho creduto che potesse esserci della sugna, perché quella morbidezza tipica, però non era pesante, quindi non lo so. Prova a fare una pizza con tutto l'impasto, ma che viene una roba gigantesca. Assaggiata la pizza via Consalvo dei Guaglione, ottima, al sapore antico. Allora, mia pizza preferita è la margherita. Sono abbastanza monotono, prevedibile, però preferisco la margherita perché è una pizza che ti permette di valutare la pizzeria in cui stai, perché io so come deve essere, cioè mi sono fatto la mia idea. Per cui io prendo la margherita, valuto in questo modo se la pizzeria diciamo, la sa fare, e se la sa fare provo altro e passo alla salsiccia e friarielli, che è la mia seconda preferita. Non prendo più tipo 4 stagioni, queste robe qua. E poi se ha delle pizze particolari mi piace provarle con ingredienti un po' più particolari. E appunto da Porzio ho provato una con crema di zucca. A me non piace la zucca, però la crema di zucca era proprio buona, con provola, pepe e funghetti. Funghetti credo che fossero già saltati, ma veramente buoni. E poi un'altra, una margherita con straccetti di bufala e rucola, buona. E poi una margherita normalissima, ma veramente buona, ma ne aveva tantissime in menù. Io queste per esempio non capisco, non riesco a sopportare quando ci sono troppe pizze nel menù, tipo 20 pizze, 30 pizze, e io non so che cosa scegliere, cioè impiego una vita e poi di che vabbè, amo mi piglio la solita pizza, perché non sai scegliere. Io sono del partito delle 7 pizze in menù. La pizza... Aspetta, vedi. L'impasto particolare che hai fatto non è bello. Perché non è bello? Brutto. Ma si mette a piangere se lo offendi. Ma questo qua particolare, no, in effetti è una schifezza. Per me la pizza buona è quella che ti lascia un ricordo. C'è anche il coniglio. Però attenzione, perché ci stanno due tipi di pizze. Cioè, la pizza del buon ricordo, come diceva il mio maestro pizzaiolo, che è quella che te la ricordi il giorno dopo, ma non perché era buona, ma perché ti continua a salire e scendere. E poi ci sta quella che ti ricordi, come dici tu, per me, che invece è quella pizza che ti lascia proprio un buon sapore, che insomma non ti laveresti i denti per una settimana pur di continuare ad assaporarla. Sorbilla a Milano, niente di che vedere quello che fanno. La differenza, a Margherita a Napoli paga 4 euro e qui a Milano 10 favori. Allora ragazzi, sono stato da Sorbillo, per sempre. Da Sorbillo a Milano ci sono stato e non è ancora finita, questo scappa dopo 2 minuti e mezzo. Dai, e basta. Da Sorbillo a Milano ci sono stato e sinceramente fu una delusione. All'epoca insistevano con questo fatto dell'impasto a mano, del lievito madre, infatti si chiama lievito madre Sorbillo, è quello che sta in via dei Servi, se non erro. Ingredienti top, ma l'impasto ragazzi fu proprio brutto, non era cresciuto, quello che a Napoli si dice impasto mazzaruto, è quello che in pratica non lievita. Infatti poi quella è stata una pizza del buon ricordo, perché me la sono ricordata pure il giorno dopo, perché tanta acidità e so che all'epoca avevano problemi a gestire il lievito madre. Tra altre cose conoscevo il pizzaiolo e ci lavorava, un grande pizzaiolo, ma non c'è più, si chiamava Matteo Mevio, e lui ha 2 pizze a Milano, ha aperto, si chiamano Marghe. Aveva sto sogno di aprire le sue pizzerie dopo aver girovagato in tutto il mondo ad aprire pizzerie, poi finalmente aveva aperto queste 2 pizzerie a Milano, e lui lavorava da Sorbillo all'epoca,
Infatti, grandi cazziatoni per queste pizze. No, non è la stessa. Sì, è crudo perché lui la cuoce a filo, capì? Ma ci sono altri che la cuociono a filo, non mi credete. Per esempio a Secondigliano c'è la pizzeria, non si chiama Un Posto al Sole, Benvenuti al Sud, e fa la stessa cosa. Io mi sono messo col cronometro, sto cercando la pizza post fame chimica, la pizza dell'egiziano. Aspettate che ho bisogno della spatola. Però a questo punto devo fare pure i panetti. Aspettate un attimo, ragazzi, che ci sono. Vabbè, queste le metto qua. Ok, dai, cominciamo a farli qua. Stavo rispondendo qua, mi sono scordato. Ecco, ci sta questo qua a Secondigliano che si chiama Benvenuti al Sud, che fanno sta pizza che la cuociono a filo. E questa è una cosa che mi dà un fastidio enorme, perché una pizza che cuoce a filo significa che la cuoci a filo del crudo. Infatti loro mettono il pomodoro sul cornicione. Non vi fidate mai delle pizzerie che mettono il pomodoro sul cornicione, perché è una pizza che devono lasciare sostanzialmente cruda, ma per non far vedere che è cruda, che rimane quindi bianca, la colorano già con il pomodoro. Dovete diffidare. E infatti questi qui, le volte che sono andato, l'hanno cotta, ma vi dico, sotto i 50 secondi. Infatti ero stupito, l'ho cronometrate apposta, perché tu puoi lavorare pure col forno a 500 gradi, ma io quella lì che ho fatto a 50 secondi è stata per caso e non volevo farla a 50 secondi. E in effetti è una pizza che comunque è rischiosa, può essere cruda in alcuni punti. E la pizza del kebabaro fa probabilmente questo è l'acqua, il suo sudore, è probabile. Allora ragazzi, cominciamo a pesare i panetti. A sto giro facciamo panetti da 230 230 grammi, ok? 243, mannaggia. 225. Non sono ancora a quei livelli che fai lo staglio e vai già di peso preciso e perfetto. Sì, sto già stagliando per rispondere, perché domani mattina dovrei alzarmi troppo presto e quindi lo staglio lo faccio adesso. E al massimo, se le pizze hanno bisogno di una botta, diciamo gli faccio un'altra ripassata, gli do 2-3 giri, ma onestamente non mi va di svegliarmi domani alle 7:30, è domenica. Ok, 228, 230, vai. Allora vi voglio far vedere dentro com'è. Non so se si vede. Ok, allora mettiamo questo qua, 34. Quando stagliate, mi raccomando, sempre torno, deve essere una sorta di, cioè tagliarlo torno per poi arrivare al centro. Dopo lo staglio poi no, faccio tutto a temperatura ambiente perché è meno di 24 ore, per cui non vale assolutamente la pena farli in frigo. Ok, poi allora, qualcuno mi chiede di accendere il forno dalla regia, forse c'è da cucinare. Ok, mettiamo a 200. Ok, i tecnici della regia da Firenze, la pizza a lievito istantaneo. Chi fa la pizza con lievito istantaneo, ragazzi? Quindi non bestemmiamo, Allora, 225 grammi, 142, non è il lievito istantaneo, perché questa è una lievitazione da 23-24 ore, per cui altro che lievito istantaneo. Ho messo 56 grammi di lievito madre, alias 0,56 grammi di lievito fresco, scusatemi. Ok, siamo a 230, siamo a 336 e con questo siamo a 7 panetti. Ok,
Allora, vediamo le domande prima di fare i panetti. Non si può sentire, una bestemmia. Assolutamente, ragazzi. Il lievito istantaneo, cioè non potete vedere i peli perché ma non è che c'ho la telecamera a 4K, però mi si sono rizzati tutti i peli, ve lo dico. Allora, mi chiedevate come fare i panetti. Ok, allora mi metto spalle così potete vedere. Ok, prendete un lembo e lo piegate, ok? Prendete un altro lembo e lo piegate. Prendete un altro lembo e piegate. Lembo, piegate. E dovete fare una mozzarellina, ok? Poi con le dita così tirate qua, tirate da qua, tirate. Deve venire tipo una cipollina, ok? Ed è fatto. Pallina 1 è fatta e la mettiamo nel contenitore delle pizze. Ok, aspettate, ci faccio un altro giro. Ok. Vabbè, poverino, dai. Allora, ora ve lo faccio vedere da quest'altro punto di vista. Ovviamente prima fate meglio è perché il contatto con l'ossigeno tende a seccare il nostro impastino. Ok, 2, prendiamo quest'altro. Ok, prendiamo, vedete? E il gioco è fatto. Io piego, ecco qua, tiro. E quando poi chiudete, tirate come quando si fanno le mozzarelle. Chi non fa le mozzarelle, ragazzi, scommetto che tutti voi, almeno una volta nella vita, vi siete cimentati con la mozzarella, giusto? Io l'ho fatta sul serio, l'ho fatta qua perché volevo vedere, ma senza avere un latte decente, non pastorizzato, è difficile perché non c'è caseina a sufficienza. In ritardo, allora, ok, le dosi. 945 grammi di farina, di cui 300 di farina Manitoba, 633 grammi di acqua, idratazione al 65%, 56 grammi di lievito madre, vale a dire 0,56 grammi di lievito fresco, vale a dire 0,20 più o meno di lievito secco, 13 grammi di zucchero, 13 grammi di olio e 32 grammi di sale. Ok, questa è l'altra. Ovviamente leggevo perché chi se lo ricorda, ragazzi? Chi se lo ricorda? Allora, ci siamo. Rimasto l'ultimo, no, il penultimo da fare. Grazie a te. L'abbiamo quasi finito. Ok, vedete? Voilà. E il gioco è fatto. Ciao. Allora, guardate quest'altro trucco. Anziché fare così, voi potete fare una pallina, come quando facevate le palline. Sta sciupato quello lì, sì, l'ho lasciato un poco sotto. Fate una pallina, così, con le mani, a gabbietta, ok? E avete già una pallina. E poi dovete stringerla, ok? A me non piace usarlo questo perché secondo me non viene poi fortissimo e comunque dovete girare, strozzarlo sotto in modo tale da far sì che sia bello teso, come diceva Guzzanti, teso come a corde di mandolille. Allora, ci siamo ragazzi, abbiamo questi qua, li chiudo, ve li mostro. Eccoli qua, i 7 panetti dell'Apocalisse, pronti per domani. E mo vediamo questo qua come se la passa. Mamma mia ragazzi, è una schifezza. E vabbè, che dobbiamo fare? Io ci credo ragazzi, ci credo. Non è vero, non ci credo. Quanto devo fare i panetti temperatura ambiente? E mo fino a domani
alle 7, 23 ore. Quindi il tempo di fare il corso e poi mangeremo queste pizze qui, anche perché non mangerei mai le pizze che facciamo durante il corso, 2 ore di lievitazione, ma magari si stende bene, dai. Beh, comunque già abbiamo imparato che 65% di idratazione, se vogliamo utilizzare il pangrattato, non va bene, quindi bisogna magari arrivare a 70%. Dai, è una pallina un po' dura, non è bellissima ancora da vedere, ma io ci credo ancora, dai. Allora, dai, proprio giusto per dargli ancora un attimo di riposo. Nel frattempo ci facciamo a volo un rinfresco e poi ci salutiamo, dai. Ormai siamo da 1 ora e mezzo. Parigine. Allora, usiamo questo, ormai l'ho sporcato. Allora, facciamo il rinfresco. Grazie sempre a voi ragazzi, siete voi che guardate i video. Sono un povero stolto che fa dei video. Allora, rinfresco 80 grammi di acqua, 89, vabbè, dai. E mettiamo 200 grammi di lievito madre, ok? Devo fare attenzione. Aspettate, ho fatto una sciocchezza, mannaggia. Porca miseria, vabbè, ho dimenticato di resettare la bilancia. Vabbè, ci stanno 80 grammi qua. Devo fare attenzione a non rompere la giara qua di vetro, che già ne ho rotte 3. Sono delicate. Il problema è che quando si rompono con l'impasto dentro scatta la tragedia, o come si dice a Napoli, scatta la disturbata. Effettivamente mi sono perso il commento. 223, vai, 30, va, e non parlo. Ok, basta, fatto così. Allora, qualcuno mi stava chiedendo qualcosa, giusto? Non me lo sono sognato. Questo lo chiudiamo. Allora, effettivamente non sarebbe male se in video c'è una ricetta Gigi una pizza parigina. E appena capirò come fare i soldi mi apro pizzetti e ti chiamo subito. Mangiare un po' di pizza l'impasto. Ok, allora ho messo quindi il lievito madre e adesso lo sciogliamo nell'acqua. È semplicissimo fare il rinfresco, Secondo me è più semplice fare il rinfresco che andare a comprare il lievito di birra. E poi se dovete fare poche pizze, 2 pizze, 3 pizze, è un casino pesare il lievito di birra. Invece con quello madre, perché dovete mettere 100 volte in più, insomma più gestibile, non avete bisogno di bilance di precisione. Ok. Ok, vedete mo? È liquido. Ora andiamo a mettere la farina. Andiamo a mettere circa 120 grammi di farina. Ne mettiamo un po' anche di integrale. Alla faccia di Cracco. Allora, 22 grammi. 27, 28, facciamo 30 grammi, va. E mettiamo tutto il resto farina strong, un 100 grammi, va.
abbondiamo. Troppa. Vabbè. Perfetto. E cominciamo a mescolare. Non va fatto un vero e proprio impasto, va lasciato un po' grezzo. Non dovete creare il glutine. Ok? L'importante è che sia compatto. Dai, magari se riesco domani provo a fare un video con l'impasto, quello con Il pane. Facendo troppa pubblicità a Cracco. ma che chef stellato. Faccio un altro lavoro, ragazzi miei. Sono un designer. Allora, è ancora un po' molliccio, quindi senza sapere né leggere né scrivere mettiamo un altro po' di farina, va, e voilà. Ok, lo andiamo a incorporare. Vedete, sto usando semplicemente un cucchiaio e un'altra scodella, senza usare impastatrice. Ok, credo sia fatto. Vedete? Buono. Ok, andiamo a togliere questa da qua. Lascio riposare un secondo qua perché poi dopo devo passarlo nel contenitore, ma lo devo svuotare. Allora facciamo diamo un'ultima occhiata a questo impasto sfigato. È duro e vabbè. E con questo mi sa che la diretta giunge al termine, ragazzi. È stato un piacere anche oggi impastare insieme, anche se virtualmente. Chissà questo impasto se ci darà una gioia domani. Però nel frattempo quelle 7 pizze credo che verranno abbastanza bene. Abbiamo fatto il rinfresco, abbiamo fatto tutto. E se avete altre domande, ovviamente commentate il video, seguitemi su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook Impasto in Fuga. Mettete un bel like a questo video se volete che ne faccia degli altri. Guardatevi gli altri video che ho già pubblicato. Ok, attivate le notifiche, insomma, seguitemi. Questo è tutto, vi ringrazio e ultima domanda. Hai fatto riposare la massa? No, ho subito stagliato perché è un impasto per il metodo combo, quindi vado. Se domani mattina vedo che è troppo collassato, magari do una botta ai panetti, do qualche altra, faccio qualche altra piega, ma non va bene così per il metodo combo. Ok ragazzi, questo è tutto, vi ringrazio e alla prossima, spero prestissimo, anche settimana prossima, ok? Ciao ciao!